L'opposizione consiliare di Porto Empedocle, attraverso i vertici dei partiti, ha chiesto le dimissioni del sindaco Ida Carmina, che in consiglio gode di 2 soli consiglieri. Siamo giunti a metà percorso di questa amministrazione e si impone un momento di analisi politico e amministrativa su ciò che è stato fatto e soprattutto su ciò che poteva essere e non è stato fatto. Questo l'inizio di un lungo documento sottoscritto dal PD, Forza Italia, Sicilia Futura e dalle 4 liste civiche. I firmatari scrivono che durante la campagna elettorale del 2016 il sindaco Carmina ci aveva illusi facendoci immaginare una città migliore, una città proiettata verso il futuro, verso un rilancio della sua economia con lo sguardo rivolto al rilancio turistico, al porto e a tutte le attività ad esso connesse, all'occupazione e quindi alla creazione di opportunità di lavoro. Ci avevano fatto credere di avere la soluzione per un vero cambiamento di rotta della città. Siamo tutti consapevoli, aggiungono, delle difficoltà in cui oggi versano i comuni in genere e quello di Porto Empedocle in particolare, soprattutto finanziariamente. Lo sappiamo oggi, ma lo sapevamo anche 2 anni fa. I partiti che hanno chiesto al sindaco Ida Carmina di lasciare la carica elencano una serie di problematiche che creano disagio ai cittadini. Viviamo, scrivono ancora, in una città in totale abbandono dal punto di vista economico in cui non si intravede un barlume di rilancio occupazionale. Assistiamo quotidianamente inermi ad attività commerciali che chiudono i battenti, con perdita di posti di lavoro, all'emigrazione di giovani che non trovano lavoro e di padri che non riescono a garantire il minimo indispensabile ai propri figli e alle proprie famiglie. Il tema occupazionale del lavoro, del rilancio economico, sono stati completamente abbandonati dal sindaco. Non sappiamo cosa ne è stato del progetto rigassificatore, dell'area industriale, del porto, della riconversione industriale di Italcementi, del progetto Italcali sui sali potassici e del piano regolatore generale. Tutti temi che potrebbero creare centinaia di posti di lavoro. Il sindaco, secondo i firmatari del documento, non ha aderito ai contratti di sviluppo che avrebbero consentito la realizzazione di infrastrutture e quindi la creazione di posti di lavoro. Di fronte a questo sfacelo politico e amministrativo è arrivato il momento per tutti, soprattutto per i consiglieri comunali, di porre fine a questa agonia. Invitiamo pertanto il sindaco a fare un atto di amore verso i cittadini, rassegnando le proprie dimissioni. In caso contrario, gli autori del documento si appellano al senso di responsabilità dei consiglieri comunali affinché mettano fine a questa eutanasia politico-amministrativa. Siamo ormai, concludono, dinanzi a un bivio: o lasciare le cose come stanno o avere un sussulto di orgoglio e cominciare a lavorare tutti insieme per un rilancio di Porto Empedocle.